Guarda. Questo è un grosso problema. Ma è il primo anno che succede? Il primo anno che ho l'uva qua e quindi probabilmente qua c'è il parco, no? Ci sono molti uccelli. Quando è che fa il botto? Ha soffiato? No, quando è? Tu prima senti un soffio Sì. di gas, no? Sì. E dopo un po' c'è la detonazione, un botto proprio. E c'è un sistema random, no, di sparo, quindi prima di sparare senti che soffia. Ah, non puoi fare sentire un colpo se voglio. Tra poco fa il botto? Adesso gli ho messo molto rapido, adesso dovrebbe farlo velocemente. Mettetevi le mani sulle orecchie, bambini, anche tu Ale. Sentiamo, comunque soffia prima. Sì. Eccolo qua. Senti il soffio? Occhio. Attenzione. Hai sentito? Sì. Forse ne fa un altro? Ecco, occhio. Hai sentito? Allora no, sono andato in provincia a vedere. Allora, gli uccelli non si possono abbattere, perché sono dello Stato. Neanche le guardie caccia possono farlo. E verranno a vedere, no, il danno, e probabilmente ci sarà una liquidazione del danno pari al 15% fra 2 anni. Quindi... le famose agevolazioni per l'agricoltura. sono queste. Perché soldi non ce ne sono. Già hai avuto abbastanza problemi quest'anno Sì, per i trattamenti o no? Comunque tanti trattamenti, ma l'uva è fantastica, bellissima. Guarda che È anche già buona da mangiare. eccezionale, sì. Poi Bella. volte. La merlot è bellissima, anche la merlot, perché guarda che grappoli, guarda che piantina. Se qua si attacca Iosei siamo proprio fritti, no? Massacrano tutto, insomma. Ma secondo te è servito finora? Sì, però ci stanno abituando. I colombacci si alzano in volo e dopo ritornano giù. C'è qualche rondinella, ma quella è brava. Questo chi te l'ha consigliato questo Il sistema? cannone è là in provincia, la guardia caccia. Comunque, Come si chiama tecnicamente? Questo è un cannone spaventapasseri proprio. Cannone spaventapasseri. Ogni quanto va lui con questo random che dici? Dipende, c'è un reostato, no? Che regola la tempistica degli scoppi e so che con una bombola fa circa 30.000 detonazioni. E si parla di circa 240 detonazioni al giorno. E i vicini? E i no? vicini, qualcuno ha telefonato, però io non so cosa fare. Perché se mi dicono cosa fare io lo faccio, ma non so cosa fare. E allora... Auguri. Grazie.